Siamo giunti alla quinta corsa dal Savio, una condizionata riservata ai gentleman, 6 al via, 1 Villeroissy, 2 Viperina Spin, 3 Zimmerman, 4 0 di Pippo, 5 Zebù WF, 6 Verduzza MDM, favori netti per Zebù WF, Filippo Monti in sediolo numero 5 dello schieramento, alternativa principale Viperina Spin numero 2. In partenza Zebù, velocissimo, mentre sbaglia 0 di Pippo. E Viperina Spin cerca di sistemarsi in seconda posizione, ma non riesce a sopravanzare Villeroissy, che rientra all'interno, quindi Zebù in vantaggio su Villeroy, Viperina all'esterno. Primi 200 in 15, Zebù guida, alla corda c'è Villeroissy, poi Zimmerman, mentre Viperina Spin rimasta all'esterno. Il quarto iniziale completato in 29,8. Tanto all'esterno c'è anche Verduzza MDM, che chiude così in coda Zimmerman, mentre ha avuto problemi 0 di Pippo. I 600 in 46,1 per Zebù WF. Viperina Spin scoperta all'esterno, alla corda Villeroissy, poi Verduzzo, ancora Zimmerman. Il giro se ne va in 1 minuto e 6 decimi. Continua in controllo Zebù sulla piegata. La seconda posizione per Villeroissy, all'esterno rimane Viperina Spin con in schiena Verduzza MDM, che a questo punto sposta in terza ruota dopo 1 chilometro in 1,16,5. Viene via Verduzzo. Terza ruota va su Zebù dopo aver sopravanzato Viperina Spin. E ora c'è l'allungo deciso dei primi due, che prendono vantaggio a Viperina, che si accoda davanti a Villeroissy, poi Zimmerman che sposta. Metà dell'ultima curva con Zebù che viene impegnato severamente da Verduzza MDM, Viperina Spin raggiunta da Zimmerman, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Zebù che riparte. Sventato l'affondo di Verduzza MDM, Zebù nel finale vince agevolmente sullo stesso Verduzzo MDM, mentre per il terzo è Zimmerman che ha ragione di Viperina Spin. 1,14,6 era uguale conclusivo con 28,9 a chiudere. Zebù, dopo il passo falso dell'ultima uscita, torna così al successo. Filippo Monti in sediolo per il training di Eric Bondo, la quota da netto favorito di 1,51 al totalizzatore.